Basta rischi per la nostra salute, basta incendi, vogliamo prevenzione e sicurezza, recita lo striscione srotolato davanti al municipio di Marghera. La manifestazione di associazioni e comitati cittadini avviene poco prima di mezzogiorno, quando non sono ancora del tutto chiari i contorni e le conseguenze del secondo dei due incendi di rottami ferrosi scoppiati a 24 ore di distanza a Porto Marghera. Ma il dato che appare certo indiscutibile ai manifestanti è che comunque da decenni Marghera vive all'ombra di un continuo rischio ambientale contro il quale è stato fatto poco o nulla. Ci dicono che va tutto bene, ci dicono che è qualcosa di passeggero, ma la questione è qua che stiamo aspettando la prossima emergenza in un territorio in cui già ci sono altissime percentualità di morti per tumore e leucemia e per l'ennesima volta c'è un nuovo fattore inquinante che peggiora la qualità della vita della cittadinanza. Ciò che ha colpito in quest'ultimo caso è stata la scarsa informazione e le contraddizioni che hanno caratterizzato la gestione dell'intera vicenda. Non sono state suonate le sirene perché non funzionavano, non c'è stato un piano di allerta efficace per i cittadini, addirittura in Piazza Mercato c'era il cinema all'aperto che non è stato interrotto, l'aria era irrespirabile, non è stata data nessuna notizia in modo solerte, in modo puntuale, avvisare dei rischi, c'erano degli avvisi che giravano di tenere le finestre chiuse e poi si sono mantenuti gli eventi. Questo ha prodotto che migliaia di persone a Marghera, a Mestre, erano in luoghi di ritrovo come ad esempio il cinema qua dietro, inconsapevoli di quello che succedeva, però col fazzoletto sulla bocca perché sentivano cose strane. La proiezione all'aperto del film in programma a Marghera Estate, organizzata dal settore cultura del Comune di Venezia, comincia normalmente alle 21, stretta tra due avvisi apparsi sul sito del Comune di Venezia alle 20.34 e alle 23.42, in cui si raccomanda ai residenti di Mestre e Marghera di stare in casa con le finestre chiuse. È davvero incredibile che mentre si dava un avviso di chiudere le finestre, io ero a Mestre in quelle ore ieri sera e ho visto di che cosa si trattava e contemporaneamente qui a Marghera veniva proseguito un evento cinematografico e quindi è una contraddizione molto grave e io voglio ribadire con forza che sulla salute dei cittadini non si scherza, non ci possono essere sottovalutazioni, non ci possono essere contraddizioni.